Buongiorno e bentornati a Tu per Tu. Oggi sono con Tiziana Basso, segretaria della CGR del Veneto. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a lei e ai spettatori. Allora, iniziamo da uno dei temi che hanno contrassegnato la scorsa settimana, che è quello dell'autonomia del Veneto. La CGL è invitata alla prima giornata dell'autonomia convocata dalla Regione, ha disertato come anche le altre forze, gli altri sindacati e la minoranza. Perché? Noi abbiamo deciso che non era opportuno partecipare perché la nostra posizione è chiara, noi siamo contrari a questo tipo di autonomia, l'abbiamo segnalato dal 2016, quindi non è una novità per noi. Pensiamo che non sia positiva per le persone che rappresentiamo, per le lavoratrici e i lavoratori. Pensiamo che questo provvedimento porterà ulteriori differenziazioni all'interno del nostro territorio e ulteriori disuguaglianze. L'abbiamo posto da sempre, pensiamo che non sia opportuno celebrare l'autonomia quando tra l'altro non c'è nessun provvedimento pronto, siamo invece pronti a confrontarci sul merito di ogni provvedimento, ogni singola materia, perché abbiamo argomenti e anche insomma dati che ci confermano che la nostra posizione di contrarietà al provvedimento è giusta, insomma, per cui siamo pronti a confrontarci, ma non pensiamo sia opportuno celebrare un qualcosa che tra l'altro non c'è. Quindi, come dire, vigili attese in qualche modo, nel senso non un no prioristico, però e perché ai lavoratori non converrebbe in basso termine l'autonomia? Beh, diciamo che il tema della favola, uso questo termine, del maggior salario è proprio una favola, perché noi nel nostro territorio in questi ultimi anni abbiamo fatto grandi profitti e anche extra profitti, però i salari nel nostro territorio sono tra i più bassi in Italia. Quindi abbiamo anche del lavoratore full time, quindi guardando a quello diciamo classico full time, perché? Perché comunque la ricchezza non è stata ridistribuita neanche attraverso lo strumento che oggi c'è, che è quello della contrattazione di secondo livello. Quindi noi pensiamo che questo tipo di provvedimento non porterà a un aumento dei salari, anzi potremo trovarci in una concorrenza tra regioni rispetto ai salari e noi abbiamo già vissuto come regione quella che era il fenomeno che è stato chiamato la fabbrica con le ruote, no? Per cui abbiamo visto lo spostamento, io ho seguito per tanti anni il tessile, prima nell'Est Europa, poi diciamo, nella parte della Cina, del Bangladesh, eccetera, dove i salari erano più bassi. Quindi non credo che questo sia un provvedimento che porterà benefici alle persone che rappresentiamo. In più, il tema dei servizi e quindi in particolare della sanità, che vediamo già essere un settore molto in difficoltà, dal nostro punto di vista si sposterà sempre di più verso il privato. So che nei giorni scorsi avete anche incontrato il neo nominato assessore al lavoro, Valeria Mantovan, di tanto sono le crisi anche aperte e i temi aperti, insomma, cosa è emerso e in che tipo di incontro è stato? E l'incontro è stato un incontro conoscitivo e positivo perché comunque c'è stata comunque un'apertura da parte dell'assessore rispetto ai temi che abbiamo posti. C'è molta preoccupazione rispetto all'andamento produttivo. Mm, Un dato solo per capire, la cassa integrazione ordinaria, confrontando il primo semestre del 2023 e il primo semestre del 2024, è aumentata del 70%, con picchi in alcune province che arrivano al 170%. Quindi solo questo è un tema di grande preoccupazione, sto parlando del manifatturiero. Però abbiamo settori che stanno soffrendo anche dal punto di vista strettamente occupazionale e si vedono i primi dati, purtroppo, anche rispetto alla bussola, in cui il saldo tra assunzioni e cessazioni non è più positivo come accadeva da molto tempo, ma invece diventa col segno meno. Quindi questo ci preoccupa, le crisi aperte al tavolo dell'unità di crisi con cui c'è un'ottima collaborazione stanno aumentando, addirittura abbiamo interi settori, parlo del tessile, del calzaturiero, della concia, che stanno soffrendo così come l'automotive, il termomeccanico. Quindi è necessario, gliel'abbiamo detto all'assessore, di provare a fare un lavoro che non guardi solo la singola crisi, dove è fatto un lavoro più che egregio, ma che provi a guardare all'insieme, mettendo insieme anche le risorse dei fondi comuni, sia quelli per lo sviluppo, quindi
per tentare di aiutare alcune aziende magari di dimensione più piccola rispetto alla transizione, ma anche le lavoratrici e i lavoratori a riqualificarsi perché non resti nessuno indietro. La lascio con una domanda sugli infortuni sul lavoro. È stato un periodo veramente tragico, ne abbiamo registrati e raccontati tanti e tanti se ne raccontano sempre. C'è ancora molto da fare su questo, le chiedo. Purtroppo è veramente sconfortante vedere che ancora una volta ci sono morti, infortuni gravi, sempre e per le stesse cause, cadute dall'alto, schiacciamento. Allora io credo proprio che serva un cambio di passo molto forte dal punto di vista dei controlli e con il personale che c'è attualmente non è possibile pensare che questo avvenga perché il personale è molto scarso sia all'interno degli SPISA che degli ispettorati del lavoro. Serve una cultura diversa, ma la cultura diversa la dobbiamo costruire tutti assieme, perché se non c'è la volontà, se prevale il profitto rispetto alla vita umana, cosa che purtroppo abbiamo visto in questi mesi e in questi anni anche nella nostra regione, non ci sarà mai quel cambiamento. Dobbiamo veramente provare tutti a dire che quello che vale di più è la persona che va a lavorare e che deve tornare sana e salva a casa. Io ringrazio molto Tiziana Bassi, segretaria del CGL Veneto, per essere stata con noi. Come dico sempre a tutti, continueremo a seguirvi e sicuramente avremo modo di sentirci. A presto, Grazie. grazie. Grazie a voi.